da un articolo del 7 dicembre 2012 del Corriere del Veneto. La crisi colpisce ancora e in Veneto si incrementano gli accessi delle forze dell'ordine nei cantieri delle grandi opere. Non preoccupano solo le aziende del sud Italia, legate alla criminalità organizzata, ma anche quelle del nord, che trovandosi in difficoltà economica, anche a seguito dell'abbandono delle banche, trovano riparo nei capitali mafiosi per risollevare la propria azienda. Domenico Cuttaia, al termine del vertice sulla sicurezza, che ha riunito nel capoluogo lagunare tutte le forze dell'ordine regionali e i responsabili della direzione investigativa antimafia, riprende il bisogno di attuare un più stretto controllo sulle aziende, in particolare quella di costruzioni del Mose, della Pedemontana e della terza corsia della A4 Venezia-Trieste. Il 16 aprile scorso è stato ispezionato da cima a fondo il cantiere di Meolo e a settembre è stata esaminata tutta la documentazione in quello di Noventa di Piave. Durante il vertice è stato inoltre rilevato che, di fronte a un calo generale dei reati, nei primi 6 mesi di quest'anno c'è stato un netto aumento dei furti in appartamento e delle rapine in casa. Grazie all'applicazione dei protocolli di sicurezza e all'aumento dei sistemi di difesa passiva come telecamere e allarmi, le banche, gli uffici postali e i negozi risultano più protetti, quindi i criminali tendono a rivolgersi alle abitazioni private.